Bene, noi siamo appunto, come dicevate, in studio in diretta da Palazzo Balbi, siamo a Venezia, si è appena conclusa la firma del protocollo d'intesa, insomma una collaborazione importante attraverso appunto la Regione del Veneto e GSE. Qui accanto a me vi presento l'amministratore unico il dottor Andrea Ripa di Meana. Grazie, buongiorno. Il GSE è una società dello Stato il cui scopo è quello di promuovere la transizione energetica e quella ambientale in tutte le sue forme, e in questa veste la nostra società ha stipulato questo protocollo d'intesa con la Regione per offrire assistenza tecnica su una serie di materie che entrano a far parte della pianificazione della Regione in materia, nei campi, diciamo, appunto, dell'energia, della transizione dell'ambiente. In particolare offriremo assistenza per la quantificazione del potenziale di installazione di impianti a fonti rinnovabili e specificamente fotovoltaici nelle categorie di aree classificate come idonee ad accogliere questi impianti, che la Regione vorrà definire e che in parte sono state anche definite dalle norme e che rispondono a un'esigenza di pianificazione sia delle comunità che nazionale. Dottore, spieghiamo, la interrompo, queste aree in questione si tratta di cave oppure di aree, insomma, industriali dismesse, dove in pratica cercherete di capire se sono potenzialmente utili appunto all'impianto di fotovoltaico, pannelli fotovoltaici, e si parla anche comunque di eolico offshore. Qui stiamo parlando invece di mare. Dico bene? Stiamo parlando di mare, ma per quanto riguarda le aree idonee che sono più immediatamente alla nostra attenzione, parliamo di superfici su terra, di particolari categorie, quali quelle che lei citava, cave dismesse, ovviamente non più attive, aree industriali anch'esse libere e dismesse, altre tipologie di aree che non si prestano ad usi produttivi diversi e che altrimenti rimarrebbero non utilizzate, e che invece possono utilmente essere destinate ad accogliere questi impianti che arrecano un beneficio privato e anche collettivo. Poi ovviamente c'è anche la possibilità, anzi certamente la Regione Veneto si adopererà diciamo, per definire i limiti e il perimetro di iniziative non collocate a terra di eolico offshore, visto che l'eolico onshore, cioè su terra, in questa regione può avere uno sviluppo limitato, come ha detto lo stesso Presidente Zaia in conferenza stampa. È corretto dire, dottore, che è il punto della situazione, quindi per quanto riguarda il vostro studio, la selezione delle aree e la discussione appunto in Consiglio e in Giunta, più o meno come termini il Presidente ha spiegato circa 60 giorni e poi dovremmo partire? La pianificazione e la selezione ovviamente spetta alla Regione. Noi diamo ausilio tecnico nel quantificare qual è il potenziale effettivamente, quante che potenza si può, di generazione elettrica si può installare nelle specifiche categorie di aree che la Regione ci indica. Ci sono però anche altri capitoli di questo protocollo d'intesa che penso siano interessanti da ricordare. Sono i capitoli della efficienza energetica, un tema caro a tutti in questi tempi di alti costi dell'energia, sia di quella elettrica che del gas. L'efficienza energetica è un obiettivo e uno strumento sia per le imprese che vogliono ridurre i propri costi operativi, e lì c'è una forma di incentivazione che sono i certificati bianchi, e è anche un obiettivo e uno strumento per l'efficientamento del patrimonio immobiliare, tanto privato quanto pubblico, attraverso lo strumento del conto termico. Per il ricorso a entrambi questi strumenti anche noi presteremo assistenza alla programmazione regionale. C'è poi, ci sono le comunità energetiche rinnovabili, che sono uno strumento la cui diffusione tutti auspicano, che è importante che si sviluppino con celerità. Ci sono incentivi anche del PNRR connessi a questi costrutti innovativi, che sono essenzialmente di autoconsumo diffuso. C'è poi anche, non vorrei dimenticarlo, il biometano,
Ci sono incentivi sia PNRR che diciamo di lungo termine connessi per sia la riconversione di impianti che usano biomasse agricole per una biodigestione che produce biogas attualmente destinato alla produzione elettrica, per la riconversione di questi impianti a impianti che il biogas lo purifichino e lo trasformino in biometano. E il Veneto ha le caratteristiche per sviluppare questa appunto tecnologia. Chiudo, dottore. 3.300 tecnici comunali formati da GSE, abbiamo capito bene durante appunto la firma del protocollo? Non ricordo il numero esatto, ma certamente la nostra attività di formazione dei tecnici e delle persone che lavorano nei comuni e per i comuni è importante, perché alla fine la comunicazione con i cittadini, con le imprese e con le stesse amministrazioni locali, che anch'esse possono diventare attori del processo, la formazione è un punto fondamentale, perché spesso gli incentivi sono o meno conosciuti oppure non perfettamente compresi, e quindi è essenziale che gli utilizzatori finali siano totalmente consapevoli di quello che è la gamma delle opzioni disponibili. Io la ringrazio per la sua disponibilità, chiudo velocemente ricordando che si è parlato anche di autonomia, c'è fiducia appunto dalle notizie che giungono proprio dal Premier Meloni proprio direttamente qui a Palazzo Balbi, quindi il Presidente del Veneto si dice fiducioso per un ottenimento dell'agoniata, insomma, autonomia. Grazie ancora al dottor Andrea Ripa di Meana, amministratore unico GSE. Se non ci sono domande, a voi la linea.